Siamo con il professor Giuseppe Gangemi dell'Università degli Studi di Padova. Professore, con lei vorrei iniziare a proposito di un blog di cui mi hanno raccontato alcuni studenti di scienze politiche proprio un poco fa e che testimonia come nel mondo universitario si stiano sviluppando molte realtà di cosiddetta e-participation. Che cosa ne pensa? Qual è la sua esperienza a livello universitario? Come to discuss, sì, è venuto prima un ragazzo, me ne ha parlato, me l'ha raccontato, questa cosa mi ha un po' incuriosito perché volevo sapere se fosse una realtà circoscritta alla facoltà di scienze politiche o se effettivamente ci fosse un fermento in tutto il mondo accademico. Non c'è solo quello, c'è anche una radio, una web radio che è Radio Bue che sta fatta dagli studenti dell'Università di Padova, c'è un po' di sperimentazione, un po' anche da questo punto di vista. Io avevo messo su un focus per gli studenti del mio corso quando insegnavo metodologia, non so se lui, sì, metodologia delle scienze politiche, non so se lui ha partecipato al focus. Lui è Manuel Berengan, che insomma adesso non è inquadrato, però Non so se Manuel Barangan ha partecipato perché ha funzionato per un paio d'anni ed era diventato un focus con molti accessi. Gli studenti avevano i loro focus privilegiati. Ho dovuto chiuderlo perché a un certo punto no, me lo hanno infiltrato con materiale porno. Non so quale studente abbia fatto una cosa di questo genere. Ho cominciato a fare un po' delle brutte figure con gli studenti stessi che si trovavano queste cose. Questo per dare un'idea, le iniziative si potrebbero anche fare, però ma almeno aveva suscitato, diciamo, interessamento e partecipazione, va bene, nel senso sbagliato, però. ci facevo io come docente che lo mettevo a disposizione. No, in effetti solo per farvi capire che in effetti non è soltanto il focus si può fare, le tecnologie sono molto semplici, quando bisogna però realizzare sicurezza nei forum, eccetera, nei blog di discussione, cose di questo genere, comincia ad esserci bisogno di qualcosa di più. Ecco perché non è così diffuso. Io a quel punto mi sono dovuto fermare perché non ho una struttura di competenze tecniche personali adeguate a risolvere questo tipo di problemi, né l'università ti fornisce questo tipo di competenze quando tu prendi delle iniziative che non sono di natura immediatamente come si dice, istituzionale. Allora ben vengano iniziative come quelle dei ragazzi di Come to Discuss che si sono trovati per esempio con il giornale Il Mattino di Padova oppure con questi studenti che dopo anni di attività si sono fatti in parte sponsorizzare dall'Università di Padova. Senta, professore, per quanto riguarda il convegno di oggi, quindi questa demotopia, che a me ricorda l'utopia, la democrazia, ma è veramente utopistico il fatto che la nuova tecnologia possa in qualche modo incrementare la partecipazione attiva della cittadinanza e quindi poi rendere la democrazia effettiva e più reale. Innanzitutto nella diciamo, e-democracy o e-government c'è un grosso processo di riforma e di innovazione, l'innovazione della pubblica amministrazione. Anche se noi siamo molto arretrati come pubblica amministrazione, lei si deve rendere conto che diciamo, il processo, cioè l'indice di usabilità, di accessibilità alle reti internet in alcuni paesi d'Europa è del 30%, in altri è del 4%, noi siamo al di sotto, di poco al di sotto della media. Quindi significa che rispetto a quelle che sono le ambizioni di questo paese siamo un pochettino Quel problema del digital divide, cioè per il 39% della popolazione italiana, leggevo sul Corriere la settimana scorsa, c'è proprio un problema di accessibilità al mezzo, nel senso che manca la banda larga, quindi non c'è questo dibattito che ormai. problema. Per esempio, quando parliamo di banda larga parliamo di 2 mega o di 100 mega? Perché se andiamo su 2 mega tra 5-6 anni siamo già cioè poco strutturati. Per esempio, se lei volesse vedere sul suo computer un film in 3D, lei oggi lo potrebbe vedere ma solo se avesse una banda molto larga, cioè non basterebbero i 2 mega per poterlo vedere benissimo in continuità, ci vorrebbero, che so, almeno 10, 20, 30, adesso io non sono un tecnico per dire una cosa di questo genere, ma se non si va a una banda veramente larga lei non lo potrebbe vedere. Questo significa che noi siamo in gran parte del territorio al di fuori arretrati da questo punto di vista.